Benvenuti, oggi è lunedì 16 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:42 e tramonta alle 19:07. La luna si leva alle 18:24 e cala alle 4:20. Oggi si celebra San Cornelio. Il nome Cornelio deriva dal nome latino della gens Cornelia, legato a sua volta a corno, amuleto magico contro la sfortuna. Oggi, 16 settembre, è la giornata mondiale per la protezione e preservazione dello strato di ozono, necessario per proteggere la Terra e gli esseri viventi dai raggi ultravioletti, dannosi per la salute umana, in particolar modo per la nostra pelle. L'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno, cioè un elemento formato dalle stesse molecole, ma con differenti strutture nei legami. La molecola contiene infatti 3 atomi di ossigeno. Festeggia oggi 63 anni Alessandro Cecchi Paone. Per molto tempo attivo soprattutto nella divulgazione scientifica e culturale, negli ultimi anni ha lavorato anche in trasmissioni di intrattenimento. È stato direttore del canale culturale Marco Polo e per una breve parentesi nel 2016 è stato conduttore e vice direttore del TG4. Militante per i diritti umani e civili, repubblicano, laico, liberale e libertario, è stato consigliere nazionale del WWF. Compie invece 55 anni Roy Paci. Originario di Augusta, fin da piccolo ha sempre avuto la passione per il mondo della musica, tanto che ha imparato a suonare non solo la tromba ma anche il pianoforte. Negli anni 90 ha deciso di lasciare l'Italia alla scoperta del Sud America, delle isole Canarie e del Senegal, impegnandosi fortemente nel sociale. Infine compie 31 anni Andrea Zenga, figlio dello storico portiere della nazionale italiana e poi allenatore di Walter Zenga. Gli esordi della carriera di Andrea si sono divisi tra la volontà di seguire le orme del padre e del richiamo al mondo dello spettacolo, divenuto molto noto grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP 5. Alle 6:45 di venerdì mattina a Secondigliano viene arrestato il capo della principale famiglia camorristica napoletana, il boss Paolo Di Lauro. L'arresto avvenne in un appartamento a poca distanza da via Cupa dell'Arco, il Regno della Cosca. È il 16 settembre del 2005. Ma sapete come si forma la ruggine sui metalli? I metalli costituiscono più di 3/4 degli elementi presenti in natura sulla Terra e manifestano un'enorme varietà di aspetti e comportamenti. Alcune proprietà fondamentali sono comuni a quasi tutti, tra cui la forte reattività, quindi reagiscono facilmente a contatto con altri elementi. Per esempio, il ferro a contatto con l'ossigeno dell'aria o dell'acqua crea ossido di ferro, chiamato comunemente ruggine. Buon inizio settimana ai 12. Oggi la settimana parte con una luna estrosa in Acquario, ma i giochi planetari hanno il serbo delle sorprese per i segni zodiacali. Vediamo come Ariete. Sicuramente non mancheranno le sorprese amicali e non certo lo stimolo giusto per farvi ripartire. Ripartire è un po' la parola d'ordine questa settimana, proprio perché ci sono un sacco di attività che volete di nuovo che vadano a gonfie vele proprio per riempire la mente e il vostro tempo. Toro, una luna di quadratura oggi non è sicuramente delle migliori per iniziare la settimana, tanto più che quadra proprio a Urano, rendendovi un po' nervosi e dando a questo lunedì una connotazione un po' complicata e nervosa, ma non preoccupatevi, oggi a fine giornata riuscirete a chiarire qualcosa di importante in ambito lavorativo. Gemelli, la settimana parte bene con una luna amica che vi stimola a comunicare e a fare meglio e di più, una sorta di iperattività che si impadronisce di voi. Anche se questo trigono con la luna è assolutamente passeggero, la giornata di oggi avrà con sé tutta la grazia e l'aspirazione dell'abbondanza e della positività che farete sentire intorno a voi. Cancro,
La giornata di oggi si apre con un Marte un po' isolato, sembra che nessuno voglia parlare col bellicoso pianeta rosso. Cercherete però di utilizzare bene questa energia per farvi forte di una certa resistenza che oggi al lavoro vi servirà per affrontare e pianificare bene la settimana. Leone, la giornata di oggi si apre con una luna in opposizione, tendenzialmente questa configurazione vi fa calare un po' l'umore e c'è una sorta di spirito guardingo che vi fa guardare appunto bene intorno cercando nemici che forse sono solo immaginari. Vergine, la giornata di oggi è una giornata abbastanza serena. Il trigono Sole-Urano vi assicura una buona riuscita tecnica, mentre invece Venere ancora vi chiede di fare chiarezza e luce nella vostra vita sentimentale. In serata la Luna potrebbe farvi prendere da qualche dubbio. In teoria basterà una telefonata per risolverlo. Bilancia, giornata oggi che inizia con una bella luna di trigono alla Venere, il vostro pianeta zodiacale, che tende a fare tutto più bello, ma anche il trigono con Giove non è da meno. State vivendo una settimana piena di positività e di inizio fortunato, soprattutto in contratti, patti, famiglia e tutto quello che può riguardare il patrimoniale. Scorpione, una giornata oggi che promette la fine della quadratura della Luna, per cui l'umore torna sereno in serata, anche se oggi la giornata sarà tutta da reinventare. Soprattutto dovrete stare attenti ai ritardi, perché oggi essere tempestivi sarà il must che vi accompagnerà un po' tutta la settimana. Sagittario, giornata oggi decisamente molto piena, visto che non mancheranno telefonate da fare, persone da incontrare, comunicazione, insomma, è una luna di terza casa amica che vi spinge di nuovo a comunicare meglio. Giove incalza sempre in termini patrimoniali e in termini di aggiustamento legale delle cose. Ancora siete là a dibattere su questioni decisionali molto importanti, ma non è affatto tempo perso, anzi. Capricorno, una giornata oggi che prevede una presa di visione dello stato delle finanze e di tutto quello che ha a che fare col pratico, il denaro e il materiale. Oggi rimarrete soddisfatti perché avrete la consapevolezza di avere una situazione sotto controllo. Marte è sempre in opposizione, ma oggi non forma particolari aspetti, quindi è di debole energia e oggi soprattutto non vi scaraventa addosso lo stress degli altri, quindi non cercatelo a tutti i costi. Acquario, giornata oggi che prevede questo inizio settimana molto fantasioso, amicale e pieno, con una luna nei vostri gradi che forma degli aspetti molto piacevoli e positivi con Venere e con Giove. Abbondanza in amore nella vostra vita, una certa felicità, una certa soddisfazione che vi fanno stare bene. Pesci, giornata oggi alquanto emotiva, è un lunedì in cui il Sole è opposto a Saturno nei vostri gradi e anche a Nettuno contemporaneamente la Luna di dodicesima vi rendono un po' apparentemente impreparati, ma i prossimi giorni vivrete un'impennata molto importante, quindi Sursum Corde, e anche se questo lunedì sarà un po' ingrato, cercate di fare buon viso a cattivo gioco. È una tiepida serata di settembre a Los Angeles. La giovane 24enne Peg Entwistle lascia la casa dello zio e si arrampica sul monte Lee, alle spalle della città. Vuole raggiungere una delle installazioni più famose al mondo, le grandi lettere della scritta Hollywood. Arrivata in prossimità, appoggia la sua borsetta, la giacca e sale sulla scaletta posta dietro le lettere. Giunta in cima, Peg si lascia cadere nel vuoto. È lei la prima di una triste serie di suicidi che avverranno in questo luogo. Avete presente quelle situazioni in cui tutto sembra andare storto e non c'è modo di prendere nulla di buono? In inglese una situazione del genere viene indicata con l'espressione add insult to injury, letteralmente traducibile con oltre il danno la beffa. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto.
Ci salutiamo con la frase del giorno: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E grazie al buon Einstein chiudiamo anche la puntata di oggi. Vi auguro una settimana all'insegna della curiosità, quindi seguiteci anche domani per rimanere sempre aggiornati. Buona giornata dalla vostra Martina.